Di nuovo buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. La pagina Covid in primo piano con 13 regioni e province autonome, tra le quali anche il Friuli Venezia Giulia, che questa settimana registrano un'incidenza di casi Covid sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100.000 abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi. I valori maggiori si registrano nella provincia autonoma di Bolzano con 189,1 casi per 100.000 abitanti e appunto in Friuli Venezia Giulia, dove il valore dell'incidenza ha raggiunto 139,6 casi per 100.000 abitanti. I valori più bassi si registrano invece in Molise 11,1 e Sardegna con un 14,8. I valori dell'incidenza nelle regioni e province autonome si ricavano dall'ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'EMA lanciano l'allarme dicendo che siamo già nella quarta ondata della pandemia e l'epicentro torna ad essere l'Europa. In Friuli Venezia Giulia ieri sono stati registrati poco meno di 500 nuovi contagi, un dato triplo rispetto al giorno precedente. Il titolare non registra gli ospiti e il bed and breakfast diventa la base operativo-logistica di 3 malviventi, autori di una rapina in villa con sequestro di persona. Il questore di Pordenone ha disposto la chiusura della struttura per 90 giorni. Bed and breakfast chiuso per 90 giorni dalla polizia di Pordenone ha ospitato senza registrarli dei delinquenti responsabili di una rapina in villa, sottraendoli di fatto alle ricerche delle forze dell'ordine. L'episodio in questione risale all'8 febbraio scorso, quando è stata commessa una rapina ai danni di una famiglia di noti imprenditori del capoluogo, nel corso della quale la vittima, una signora di 70 anni, era stata legata e imbavagliata da uomini incappucciati. Le indagini hanno portato il 14 settembre all'individuazione di 3 persone arrestate dagli agenti della questura di Pordenone, ritenute responsabili della rapina e del sequestro. Sono quindi emersi elementi che attestano il coinvolgimento del bed and breakfast Casa Maestra nel favoreggiamento dei rapinatori stessi. Questa mattina gli agenti della questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento emesso dal questore Marco Dorisio che impone la chiusura alla struttura per 3 mesi. Nei giorni precedenti all'assalto, alcuni dei rapinatori avevano alloggiato nel B&B dopo aver effettuato numerosi sopralluoghi alla villa per pianificare il colpo. Il titolare della struttura aveva omesso di registrare e identificare gli ospiti. Con la copertura del proprietario, il bed and breakfast è diventato di fatto la base logistico-operativa dei rapinatori. Le indagini erano partite la sera dell'8 febbraio, quando, verso le 19:15, la figlia di un noto imprenditore locale, non sentendo la madre risponderle al telefono, era andata a casa dei genitori, sorprendendo i malviventi. Alla vista della donna, i ladri si erano dati alla fuga. La vittima era stata brutalmente imbavagliata e legata con del nastro adesivo ai polsi all'interno del bagno, tanto da doverla ricoverare in ospedale. La donna, attorno alle 19:15, aperta la porta che dà sul giardino per portare fuori il cane, era stata affrontata da 2 uomini a volto coperto che l'avevano fatta rientrare in casa, legandola e incominciando a rovistare nelle varie stanze dopo averle sottratto un collier e un anello che indossava. Implicati nella rapina, un 78enne originario della Sardegna, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, che ha organizzato il colpo su commissione, assieme ad un 50enne originario di Tiene, residente a Cordenons, ed un 37enne pordenonese che ha avuto un ruolo materiale come esecutore della rapina. Colpo da oltre 40.000 euro a Udine ai danni di una pensionata. Tra l'altro i ladri sono riusciti ad agire in sua presenza per portarle via oro e denaro. L'anziana si è accorta del furto solo in un secondo momento, notando delle ombre e sentendo dei rumori sospetti. Indagano i carabinieri di Udine Est e della Radiomobile. Prenderà il via domani a Palazzo Belgrado a Udine l'Assemblea degli Avvocati del Nord-Est italiano. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Largo Ospedale Vecchio traccia un bilancio a margine della situazione del Tribunale dopo 1 anno e mezzo di pandemia. Nel settore penale e per evitare assembramenti siamo arrivati finalmente alla calendarizzazione delle udienze, spiega il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine Massimo Zanetti. Prima della pandemia era prassi invece fissare anche 10 processi alla stessa ora.
ancora con i disagi che questo comportava. Nuove prassi anche nei procedimenti di separazione e divorzio consensuale. Resta comunque il nodo dell'organico che è sostanzialmente al completo per quanto riguarda i magistrati, mentre per il personale amministrativo tocca carenze del 40%, aggiunge Zanetti. Oggi la grande opportunità, dice ancora, viene dai fondi del PNRR che si spera risolveranno anche il problema della sede della Procura della Repubblica e quello della volontaria giurisdizione e magari consentano di superare anche altre storture. Un esempio: durante la pandemia il personale delle cancellerie del Tribunale Civile di Udine e di altre realtà del Triveneto ha lavorato in smart working, modalità che ancora oggi viene utilizzata, come spiega la presidentessa dell'Unione Triveneta degli Avvocati, la legale udinese Alessandra Stella, ma non avevano la possibilità di accedere al fascicolo telematico del processo civile, quindi anche se il magistrato emetteva un provvedimento o scioglieva una riserva, il personale di cancelleria non poteva procedere con i successivi adempimenti. Cimolai SPA, azienda leader nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio con sede a Pordenone, sta ultimando la realizzazione di 2 avveniristici ponti strallati in Botswana e Perù per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro. In Africa sta completando il ponte sul fiume Okavango nel villaggio di Moembo. L'opera, lunga 1160 metri, larga 12,4 e con un'ampiezza massima di 200 metri nella campata centrale, è costituita da un impalcato in acciaio formato da 2 travi principali e una trave di spina. Il ponte è sostenuto da 72 strali e 2 piloni principali alti oltre 50 metri. Il ponte pesa oltre 4.500 tonnellate ed è stato realizzato e verniciato in 12 mesi, impegnando le officine Cimolai di Roveredo in Piano e di Monfalcone, prima di essere spedito in Africa. Nella regione di Loreto, in Perù, è stato da poco ultimato il ponte sul fiume Nanai, l'opera con un peso complessivo di circa 6.000 tonnellate, composta da 2 viadotti di accesso, 34 impalcati di lunghezza variabile per 1.510 metri di lunghezza, mentre il ponte centrale presenta 2 torri alte 80 metri. Produzione sospesa oggi alla Electrolux di Porcia per la mancanza di materie prime, in particolare per il mancato arrivo di schede elettroniche. Un blocco che si aggiunge allo stop previsto per l'8 novembre. A riferirlo sono le segreterie metalmeccaniche e le rappresentanze sindacali interne. Gli stessi rappresentanti dei lavoratori fanno sapere che la direzione aziendale di Electrolux Italia di Susegana ha comunicato oggi l'avvio di un periodo di cassa integrazione ordinaria per 3 settimane dal 4 al 26 novembre, determinata dalla possibilità di rallentamenti di produzione connessi alle previste difficoltà di reperimento delle materie prime. In particolare la carenza di materiali riguarda i laminati d'acciaio e l'isocianato per le schiume isolanti. Ad appesantire il quadro ci sarebbero anche criticità nella gestione della logistica al porto di Trieste, questo anche a causa della mancanza di autotrasportatori. 7 migranti maggiorenni e un minore sono stati rintracciati ieri sera a Udine dai carabinieri vicino all'ex caserma Cavarzerani. Si tratta di cittadini pakistani che hanno richiesto asilo e che sono stati accolti nell'hub di via Cividale e in una struttura dedicata agli under 18. Nel comune di Ronchis nuova illuminazione pubblica con 5 lotti distinti. Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha finanziato la sostituzione di tutti i punti luce del paese. Completo rifacimento di tutti i punti luce del paese grazie a 5 lotti funzionali, tutti finanziati dal Ministero per lo Sviluppo Economico. L'intervento riguarda il comune di Ronchis, dove in questo periodo dell'anno sono ormai quasi del tutto concluse le opere relative a Corso San Valentino a Fraforeano. Il cantiere si sviluppa in più tranche, spiega il sindaco Manfredi Michelutto. Permetterà di riuscire a risparmiare notevolmente sotto il profilo energetico perché tutti i punti luce obsoleti saranno sostituiti con lampade a LED. Sono stati sostituiti anche numerosi pali ormai danneggiati. L'intervento che sta per terminare ha richiesto uno sforzo economico di 100.000 euro.
Fa seguito a 2 precedenti interventi da 50.000 euro ciascuno che hanno riguardato altre 2 zone del paese e cui seguiranno altri 2 lotti per un totale di 180 punti luce su tutto il territorio comunale. Le nuove strutture installate miglioreranno infine anche l'estetica di Ronchis, poiché si tratta di luci d'arredo. Conserva ancora le incisioni e i rosari dei pellegrini che l'hanno visitata nei secoli. Stiamo parlando della chiesa di Santa Maria di Madonna di Campagna a Cordovado. Ci troviamo a Madonna di Campagna per la visita alla chiesa Santa Maria di Campagna, realizzato nel 1498 e appunto la realizzazione è stata conclusa nel 1526, come si può vedere su una della mattonella che si trova all'interno appunto della chiesa. Sull'altare c'è il dipinto della Madonna allattante incoronata appunto da degli angeli. Non è l'affresco originale perché quello originale appunto si trova in centro a Cordovado e sulla parete destra si trova appunto un affresco di San Francesco con il lupo commissionato appunto dal padre Guardiano e realizzato probabilmente per scongiurare il pericolo dei lupi che c'era comunque in quel periodo a Cordovado e anche nelle zone limitrofe. Ci sono delle opere che sono state messe in 2 altari, quello di destra e di sinistra, che erano vuoti all'inizio e sono opere comunque di una collezione privata. La chiesa è privata, non è visibile, è stata aperta in questi 2 giorni appunto per il FAI e viene aperta il 1° maggio. L'ex convento era appunto dei francescani, ha funzionato per un bel po' e ora appunto fa parte del circolo e l'unica parte antica che è rimasta è un camino che è rimasto intatto da quegli anni lì. Si visita inoltre il circolo ippico che si trova dietro, che è diviso, è un po' proprietà privata e alcune parti sono anche visibili al pubblico. È stata festeggiata questa mattina la donna più anziana di Codroipo. Si tratta di Aurora Bortolussi che oggi compie 107 anni, madre di 3 figli, nonna e bisnonna di molti pronipoti e nipoti. Aurora, originaria di Roveredo di Varmo, è vedova di Ercole Bosa, mugnaio del Mulin dal Gnuf, è nata il 5 novembre del 1914, quindi ben prima dell'ingresso in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.